Il sistema riproduttivo umano è compromesso dagli PFAS a tutti i livelli, in particolare nella donna. Le sostanze alterano l'attività di un ormone fondamentale per la gravidanza, il progesterone, ma non solo, bloccano i meccanismi che regolano il ciclo mestruale e ne ritardano la comparsa. Lo dice una ricerca condotta dal gruppo di lavoro dell'Università di Padova, coordinato dal professor Carlo Foresta, sulle ventenni che risiedono nell'area rossa del Veneto, quella più inquinata. Lo studio verrà presentato in anteprima al 34° convegno di medicina della riproduzione che si aprirà ad Abano Terme. Quando noi abbiamo valutato dal punto di vista genico e molecolare se il PFAS interferisse con l'attivazione dei geni da parte del progesterone, abbiamo trovato delle modificazioni sostanziali che dimostrano come le sostanze più importanti che in qualche modo determinano l'attecchimento dell'embrione sull'endometrio sono completamente inibite. Un risultato a cui si è giunti in 2 anni di lavoro utilizzando cellule endometriose in vitro. Sono stati analizzati più di 20.000 geni. Il progesterone ne attiva quasi 300, ma in presenza di PFAS 127 vengono alterati. Le conseguenze cliniche sono pesanti: poliabortività, nascite pretermine o sottopeso, diabete gravidico, anomalie congenite al sistema nervoso o al cuore. Da qui l'appello alla comunità scientifica. Qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, dobbiamo per forza aprire una finestra di attenzione anche per queste persone.